Giorgio Boschi, titolare dell'Osteria Liezza, quella che vedete alle mie spalle. È un'osteria, diciamo così, storica nel centro della piazza di Giazza, che io ho ereditato in dono dai miei genitori 20 anni fa ormai. Mi sono, diciamo così, puntato di utilizzare quelli che sono i nostri prodotti del territorio, che vengono sempre più valorizzati da chi coltiva, da chi alleva in questi ultimi anni, che hanno iniziato, diciamo così, a dar veramente vanto e risalto a quello che è il nostro territorio. L'osteria è situata, diciamo così, su un crocevia che rappresenta la Val Fraselle, la Valle di Revolto, la direzione che parte Sentiero delle Gorse che vi porta a quello che è l'altopiano della Lessinia, per noi, che vi porta verso San Giorgio, Malga San Giorgio, i Parpari, Conca di Parpari, Campo Silvan, e dopo c'è l'altra parte, quella, diciamo così, verso est, che è quello di Campo Fontana, dove c'è Cimalobbia e tutta la parte del Vicentino. I fondi del Garbaldo Lessinia li ho investiti in attrezzature, diciamo così, per ottimizzare quello che è uno degli angoli della cucina che mi mancava, con dei frigoriferi, delle attrezzature tecniche, ma anche semplici, quale un pelapatate elettrico, perché come nel periodo estivo, quando c'è tanto da fare, abbiamo bisogno anche di quello, però anche i materiali, diciamo così, rinnovando il materiale per ottimizzare quelli che sono i consumi, appunto i frigoriferi, armadi e anche cuocipasta semplicissimo che consuma molto meno gas. È stato veramente un grande aiuto economico e soprattutto è anche stato, diciamo così, se mi concedete, una botte di vita, perché trovare qualcuno che comunque crede in quello, nei tuoi progetti, in quello che serve a te è tanto. È stato veramente d'aiuto. L'iter burocratico e amministrativo è stato semplicissimo, devo dire che è stato veramente la prima cosa che spaventa praticamente me, è sempre la burocrazia qua, invece è stato veramente facile, diciamo così, siamo stati veramente aiutati e supportati. Se volete venire a trovarmi all'osteria, ma non solo, al paese, siamo sempre meno gli abitanti, perché siamo ormai ridotti a un'ottantina, però insomma il paese, diciamo così, nel suo piccolo è grande e vi può ospitare.